Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Oggi ampio spazio alla tappa del Giro d'Italia in regione, la 19esima è proprio partita poco dopo mezzogiorno da Marano Lagunare. Il traguardo si taglierà nel tardo pomeriggio al santuario di Castelmonte. Con Francesca Spangaro andiamo a rivivere le emozioni della partenza con un paese in festa e l'entusiasmo dei suoi abitanti e degli ospiti. Bentrovati a Marano, da pochissimo c'è stata la partenza del Giro, ma qua la festa continua. Loro vengono dalla Svizzera, aus Switzerland, woher genau? Aus Zürich. Aus Zürich, da Zurigo. Und warum hier in Marano? Weil wir einen Fahrer kennen, der am Giro dabei ist und wir die Gegend auch noch genießen möchten. Ja. Ok, allora conoscono un autista, insomma, che in qualche modo è coinvolto con il Giro e quindi loro lo seguono e apprezzano. Ist das erste Mal hier in Marano? Das erste Mal, jawohl. Wie ist es gefällt Ihnen? Sehr schön. Wir genießen es jetzt noch mehr. Wir möchten noch ein bisschen Zeit genießen und gehen dann erst weiter. Ja. Nach Castelmonte? Nein, Passo di Fedaia. Ah, ok. Quindi prossima tappa, Passo di Fedaia und vielleicht nächstes Mal in Urlaub in Friaul. Genau, könnte gut sein. Ja, genau, könnte gut sein. Okay. Grazie mille, ha apprezzato tanto Marano, che ci tornerà in vacanza perché è la prima volta che veniva qua, ha detto che apprezzano ancora un po' il mare, poi domani a Passo Fedaia. Ale Mathieu? Ale Mathieu, sì, è Mathieu Van Der Poel, il mio ciclista preferito, e grazie anche all'organizzazione siamo riusciti a strappargli un autografo. Oh, ma che meraviglia! Ah, questo, scusami, perdonami, ma si vede che era proprio un autografo adrenalinico, direi, no, in corsa. Prima di partire, infatti. Ma anche tu vai in bicicletta? No, io faccio pugilato, però. Però sei appassionata di Sì, ciclismo. ma mi piacciono in generale tutti gli sport, però il ciclismo. Ma che fantastico! Di dove sei? È di Muzzano, Di Muzzana. quindi qua dietro, sì. Hai preparato qualcosa anche a casa tua? No, perché tanto non. Eri qua? Eravamo qua, insomma. È la prima volta che assisti a una partenza di una tappa? No, è la seconda, la prima ho visto l'arrivo a Gorizia l'anno scorso. Benissimo, super preparata. Infatti, sì. È stata un'emozione per oggi. Cavolo, sì. Lo vediamo dai tuoi occhi, grazie. Con Francesco Snitero raccogliamo ancora qualche sensazione. Allora, di dove sei? Austriaco, pardon. Woher? Aus Wien. Ah, da Vienna. Und warum hier in Marano für Giro? Aber nur hier in Marano oder nächste Tage auch? Nein, nur hier heute. Ah, und warum haben Sie Marano gewählt? Auch weil es ein Ort ist, an den ich sonst nicht komme und weil es wunderschön ist hier, wirklich toll geschmückt. Viel Wasser. Und jetzt zurück nach Castelmonte? Oder no? Nein, zur Familie nach Bibione. Allora, adesso torna dalla famiglia Bibione, è di Vienna, ha scelto Marano perché altrimenti è un posto che non comunemente visiti, ne è rimasto innamorato e adesso continua la vacanza. Schönen Tag noch. Danke, ebenso. Tanti austriaci, veramente tanti austriaci. Ciao, buongiorno, salutiamo anche Omar, com'è questa partenza? Bellissima, meravigliosa, emozionante. E poi portare il piccolino è stato bellissimo. Sì, ho avuto l'opportunità di incontrare i campioni che abbiamo qua. Sì. Così si abitua già alla bicicletta con Esatto, due genitori, esatto. insomma, che amano la bicicletta slow, lo Sì, ricordiamo. sì, noi siamo slow, però è bello da vedere anche il race. Ecco. Bene, grazie mille, grazie. Li avevamo conosciuti già su Telefriuli con viaggio a piedi liberi. Vado a raccogliere ancora una sensazione. Ciao Vale! Ancora qua da questi ragazzi e poi vi salutiamo così proprio live per sapere com'è andata questa mattinata. Ciao! Di dove siete? Marano. Com'è Marano? Come sono stati questi giorni? Molto tranquilli. Boh. Tranquilli. A parte ieri, io gli altri giorni non sono uscito. È un'emozione vedere la tappa del Giro. Lui è più, non si lascia trasportare, no? Insomma, dall'onda rosa. Sono molto Easy, calmo. molto calmo. Che cosa vi ha colpito di più? Cosa avete preparato in questo? La gente, sì. Tanta gente. Tantissimo tempo che non vedevamo Marano così. È stato bellissimo. E adesso la festa continua. Sì. Grazie. E allora vi restituiamo la linea e sentiamo l'intervista con il presidente Fedriga e con il sindaco di Marano Popesso che abbiamo raccolto prima della partenza. Eccoci qua con il sindaco Mauro Popesso, con il presidente della regione Fedriga. Allora sindaco, nei suoi occhi vedo una luce particolare.
Un'emozione unica ospitare la partenza del Giro d'Italia a Marano, un evento unico, dicevo prima al Presidente Federica, che ho ringraziato personalmente perché è un regalo che la Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Marano hanno fatto ai cittadini maranesi, veramente grazie. La giornata di oggi è proprio emblema di questa emozione che abbiamo tutti quanti qua a Marano, grazie mille. L'ennesima scommessa vinta, anche con i posti più impensati, dico a livello nazionale. Sì, ma devo dire che più che altro è Marano un regalo che fa la Regione, perché è sicuramente un'eccellenza dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, architettonico, Marano, che vogliamo promuovere, perché questo è il Friuli Venezia Giulia, tante diversità che insieme offrono una capacità attrattiva incredibile. Abbiamo cercato in questi anni come sistema della Regione di fare una programmazione a lungo respiro, non degli spot, ma organizzare la promozione della Regione sarà da qui anche ai prossimi anni. Non a caso il ritorno turistico che abbiamo avuto, la più alta crescita in Italia, è dovuta a un lavoro serio, senza parlare di propaganda per un evento, ma programmando, sicuramente con investimenti importanti, ma anche con risultati importantissimi come quello che vediamo oggi. Lascio andare la partenza, ma se mi parla di programmazione, allora il prossimo anno il Giro arriva in Friuli? Sono molto ottimista, stiamo lavorando con l'organizzazione ovviamente, penso che alla fine di questo Giro avremo delle novità importanti e belle. Ed ora ci spostiamo sul Collovrat, dove c'è per noi Daniele Paroni. Al Passo Solari l'ANA ha organizzato diversi eventi dedicati a Riccardo Giusto, primo caduto italiano della Prima Guerra Mondiale. Grazie della linea, siamo a Passo Solari, siamo in attesa dell'arrivo del passaggio del Giro e manca ancora tanto tempo. Io vado subito dal sindaco di Drenchia, Francescut. Allora, sindaco, dobbiamo dire intanto quanto avete lavorato per questa tappa? Ma abbiamo lavorato tanto, non tanto noi quanto gli alpini, la protezione civile e le associazioni di volontariato. Sono stati encomiabili e un plauso a loro. Ecco, senta, una mobilitazione che è cominciata tanto tempo fa. Beh, qui il dottor Cainero già un anno e mezzo fa aveva accennato qualche cosa, poi le cose sono maturate e comunque c'è tanto tempo di lavoro dietro. Da quanto attrattiva è questa zona? Questa zona è bellissima, ha bisogno di essere pubblicizzata. Stiamo facendo e faremo di tutto perché venga pubblicizzata al meglio. Stiamo lavorando anche fuori dai confini regionali e soprattutto con concertazioni transfrontaliere, vedi la Slovenia vicino. Ecco, il sindaco parlava della Slovenia, ce l'avevamo veramente a 900 metri e questa è questa cittadella improvvisata per l'occasione. Qui a Passo Solaris c'è un megatendone della protezione civile, ci sono gli alpini in armi e quelli che di fatto il servizio militare lo hanno lasciato tanto tempo fa. In mattinata c'è stata la cerimonia al monumento del primo caduto della prima guerra mondiale, Riccardo Giusto, e poi magari nei prossimi collegamenti vi diremo, l'abbiamo sempre chiamato Di Giusto, ma c'è stato un errore che poi storico di tanti anni fa, che poi via via viene corretto anche su alcuni monumenti. Presidente Ruoco, un grande sforzo da parte anche della vostra sezione. Beh, anche noi, come diceva bene il signor Sindaco, abbiamo partecipato con la protezione civile di Udine nell'allestimento di questo, chiamiamo pseudo accampamento, per dare ospitalità al meglio a tutti coloro che sono saliti qui a Passo Solari per la gara, la tappa del Giro d'Italia che raggiungerà Castelmonte. Grazie Presidente. A proposito di Slovenia e di confini che non ci sono più, Evelino Matielic, che è un uomo delle valli, ha un aneddoto breve. Che cosa succedeva tanto tempo fa proprio da queste parti? Sulle linee di confine erano pattugliate sia dalla parte italiana che dalla parte slovena. La parte slovena erano i cosiddetti graniciari, che avevano la licenza premio se riuscivano a trovare qualcuno che sconfinava il confine. In realtà spesso e volentieri qualcuno che era vicino al confine, non c'erano le pattuglie italiane, lo prendevano, lo portavano a Nova Gorica in modo tale che così ottenevano la licenza premio. È successo a un pescatore? Successo anche a un pescatore delle valli che conosco, che il giorno trattenuto una notte, il giorno dopo uscito, e proprio era dalla parte italiana lui, dalla parte dello Iudrio.
Con questa testimonianza io restituisco la linea allo studio da questa veduta meravigliosa da Passo Solari e quindi noi continuiamo ad aspettare il Giro d'Italia. Con il supporto tecnico del nostro Paolo Bassi restituisco la linea allo studio. Grazie Daniele Paroni, ci separiamo per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco, da voi la linea. Bentornati a Da Voi la Linea, ampia pagina oggi dedicata alla 19ª tappa del Giro d'Italia in regione. Come detto, il traguardo sarà tagliato nel pomeriggio al Santuario di Castelmonte. Qui ci sono per noi Marco Pasquariello e Gian Domenico Ricci, che hanno sentito Marco Ponta e Enzo Kusic, che proprio questa mattina sono saliti in bici a Castelmonte. Vediamo. Enzo, 2 settimane fa abbiamo fatto insieme questa salita nelle puntate di In Giro, oggi però tu sei qui non solo per vedere la tappa ma anche perché avete un importante punto assistenza. Sì, il comitato di tappa ha pensato di dare un servizio a tutti i ciclisti che salgono, dando un punto assistenza organizzato, attrezzato con 2 meccanici, chiaramente l'abbiamo fatto perché come sai è 20 anni che collaboriamo col comitato di tappa e ogni anno facciamo determinate cose ed è una cosa bellissima, affascinante. Tanta gente che sale oggi in bicicletta, però fa tanto caldo e tanto umido. Sì, è una giornata quasi agostiana, no? In bicicletta è bello perché poi il caldo è relativo, almeno a me piace pedalare più col caldo che col freddo. Ci sarà tanta gente, c'è molto entusiasmo, si parlava proprio ieri sera che c'è un entusiasmo proprio vero, solido, ecco, di un Friuli che ama il Giro d'Italia, ama la bici. Ecco. Chi vince oggi e chi vince il Giro? Vabbè. Tutte e due. Il quesito di chi vince il Giro è già a 3, diciamo, no? La Sparrow potrebbe essere Carapaz, è vero, perché mi sembra che abbia quella gambetta un pelo in più con la volata che ha fatto l'altro giorno. Chi vince oggi, io spero sia De Marchi, però è talmente affascinante proprio questo Giro d'Italia e queste tappe in particolare, dove è possibile di tutto, è possibile la fuga importante, ne parlavamo l'altro giorno, sono salite che sono strane, possono essere facili o difficili, è una bella tappa, vedremo, ci divertiremo di sicuro. Marco, allora questa è una salita che tu conosci bene, hai fatto tante volte, però oggi è tanto caldo, quindi può essere un'insidia in più per i ciclisti. Sì, diciamo dal versante di Cividale una salita molto tosta, irregolare e poi col caldo comunque dopo aver fatto anche Tanamè e altre salite viene molto dura, quindi secondo me farà la selezione nettamente. Sì, anche perché diciamo Castelmonte arriva alla fine di una tappa dura, col caldo, col Kolovrat molto difficile da scalare ed è una salita complessa perché tanti saliscendi, delle pendenze molto interessanti. Esatto, inizia subito con il primo strappo molto duro, poi spiana, risale, quindi diciamo che è molto difficile anche trovare un ritmo, una cadenza ideale e quindi sicuramente gli scalatori avranno il loro pane quotidiano oggi. Chi vince oggi e chi vince il Giro? È un po' un'incognita, oggi mi piacerebbe vedere anche Fortunato vincere, perché comunque è una tappa, insomma sullo Zoncolan ci aveva insomma allietato con la sua vittoria e sarebbe bello vedere anche Alessandro davanti, siamo qua oggi a fargli il tifo, quindi dai, speriamo in una bella giornata di sport per tutti. Oggi tu sei venuto su a Castelmonte anche con una piccola disavventura. Sì, una piccola scivolata in centro a Cividale, vabbè, ma niente di che, insomma, dai, oggi passeremo una bella giornata anche insieme al fan club di Alessandro, siamo a fargli il tifo e quindi dai, speriamo che tutto vada a buon fine. Okay. Grazie. Ed ora andiamo a vedere insieme nel prossimo servizio come si sviluppa il percorso di questa 19ª tappa del Giro d'Italia da Marano Lagunare al Santuario di Castelmonte. Tappa di montagna con insidie, arrivo in salita e sconfinamento. Questa è in sintesi la 19ª tappa, terzultima prima della Belluno Marmolada e della cronometro delle colline veronesi, epilogo del Giro. Partenza da Marano Lagunare per risalire tutta la bassa fino alle colline moreniche tra Fagagna e Maiano. Attraversata buia si raggiungono le Prealpi Giulie con le grotte di Villanova. Salita breve, impegnativa, 3,7 km all'8% di pendenza, seguita da Passo Tanamea.
Ingresso in Slovenia dal valico di Ucea che porta direttamente a Caporetto. Inizia lì il Kolovrat, 10 km al 10%, con la pendenza che si abbassa per un brevissimo tratto a metà salita, ma attorno al quarto chilometro presenta punte del 15%. Segue, dopo il cortissimo passo Solari, un lungo falsopiano a scendere per il rientro in Italia. Tratto interamente dentro il bosco, caratterizzato dal susseguirsi ininterrotto di curve. Da Cividale si attacca l'ultima salita che porta al santuario di Castelmonte, dove posto l'arrivo. 7 km e 1, 515 metri di dislivello, pendenza media del 7,8%, massima al 14% ai 3 km, dopo una breve discesa ai 2,5 km. I due tratti più ripidi, fino al 13%, sono in corrispondenza dell'inizio della salita e alla ripresa dopo la discesa interna. E poi il quasi rettilineo d'arrivo al piazzale ai piedi del santuario. Ed ora andiamo a riassumere la situazione in classifica, il punto nel prossimo servizio. Non ha cambiato nulla in classifica generale l'arrivo di Treviso, ma molto è cambiato alla partenza della scorsa tappa, quando João Almeida, campione portoghese e quarto in classifica generale, è risultato positivo al Covid e quindi escluso dalla gara. Nella tappa scattata da Borgo Valsugana e vinta da Dries de Bont, Richard Carapaz della Ineos Grenadiers ha mantenuto la maglia rosa davanti di soli 3 secondi da Jay Hindley della Bora Hansgrohe di Enrico Gasparotto. Sul gradino più basso del podio Mikel Landa della Bahrain di Bellizzotti, che guardava con interesse alla salita del Kolovrat, provata proprio dallo sfortunato Jan Tratnik prima dell'infortunio al polso. Per quanto riguarda le altre maglie, Arnaud Démare può dirsi già sicuro della maglia ciclamino, visto che da qui alla fine di tappe per velocisti non c'è neanche l'ombra. E il secondo, Mark Cavendish, è lontano, 122 punti. Ancora da scrivere invece quella azzurra, con Cohen Bowman prima a 218 punti, seguito da Giulio Ciccone e Diego Rosa, ma i punti in palio sono ancora tanti. Stesso discorso per la maglia bianca di miglior giovane, in questo momento sulle spalle di Juan Pedro Lopez, che ha dovuto da poco dismettere quella rosa, seguito dal vincitore di Lavarone, Santiago Buitrago. Ed ora voltiamo pagina, parliamo di campioni dello sport, cittadini che sono distinti in ambito culturale e scientifico, sono stati premiati nell'auditorium di Lestizza durante la cerimonia Talenti del Territorio. Ecco, Lestizza, il comune di Lestizza ha le sue eccellenze, naturalmente c'è l'orgoglio anche del sindaco, del primo cittadino di Lestizza, Bertoldi. Caro sindaco, è con orgoglio che tu premi i tuoi cittadini che sono distinti, no, nelle varie attività, perché è poliedrica la cosa. Ma è veramente con orgoglio che andremo a premiare alcuni ragazzi che tengono alto il nome del comune di Lestizza, che è un comune di 3.600 abitanti, insomma è riuscito ad esprimere delle eccellenze che credo pochi comuni siano riusciti ad esprimere. Vorrei aggiungere una cosa, che solitamente si dice che questa è una generazione di ragazzi che non amano il sacrificio, ragazzi che non hanno voglia di lavorare. Ecco, questa sera è la dimostrazione dell'esatto contrario, perché certi risultati li ottieni solo con tanto sacrificio, con abnegazione, con volontà, certamente non ti cala dall'alto. Siamo allora con un'eccellenza di Lestizza. La tua ricerca è stata apprezzata molto. In cosa consiste innanzitutto? Una ricerca in algoritmi per la bioinformatica e sostanzialmente si tratta di sviluppare algoritmi, quindi strategie efficienti che i computer vanno poi a implementare per ricercare sequenze di DNA molto velocemente all'interno di collezioni di genomi molto grosse, diciamo. Quindi ad esempio tutti i genomi della razza umana. Ecco, prospettive per il futuro a questo punto sono rose. Sì, al momento lavoro alla Ca' Foscari, c'è una chiamata diretta per professore associato, quindi adesso diciamo da questo punto di vista sono a posto, e progetto di mettere sul mio gruppo di ricerca adesso grazie a questi soldi dell'Unione Europea, quindi sì, direi che sono contento. Bene, siamo con Asia Tavano, un'altra eccellenza di Lestizza. Che effetto ti fa essere premiata dalla tua comunità come eccellenza della tua comunità? Allora, sicuramente è una grande emozione. È la prima volta che vengo premiata appunto qua in comune e quindi le emozioni sono tante. Bene, la tua specialità naturalmente hai avuto dei grandi risultati a livello europeo, no? Sì,
Ho fatto gare a livello europeo e l'anno scorso anche a livello italiano, poi anche quest'anno ci sono state delle gare a livello italiano. Comunque ho fatto 2 medaglie, un primo e un secondo posto all'European Cup Junior e poi ho fatto 2 settimane fa la medaglia di bronzo agli europei senior. Come è iniziata la tua attività? La mia attività è iniziata durante un'estate di 8 anni fa, dove per gioco ho iniziato ad andare al campo di atletica, o meglio alla palestra di Lavariano, e mi hanno fatto un po' assaggiare l'atletica, dalla corsa ai lanci. Ecco, qual è il tuo stato d'animo a essere premiato dalla tua comunità come eccellenza del comune, insomma, nel tuo sport, nella tua attività? Beh, sono contento perché c'è questa cosa del riconoscimento in cui mi fa piacere appunto che la comunità sappia almeno dell'esistenza di questi talenti. Siamo con Paolo Lucidi, presidente della ginnastica di Santa Maria di Lestizza, che insomma 40 anni sono tanti. Sono 40 anni, in realtà sono ancora di più, perché nasce come polisportiva rifondata nel 66 e 40 anni fa abbiamo deciso di cominciare i primi corsi di ginnastica. Dai tempi in cui abbiamo fatto il primo corso con 24 atlete sono successe molte cose e recentemente abbiamo la squadra agonistica che ha avuto tanti riconoscimenti. Ecco, qual è il sentimento verso la comunità stasera che vi celebra praticamente? Beh, il più spontaneo è felicità e anche un sentimento di riconoscimento, perché oggi come oggi le associazioni sportive senza il supporto e il riconoscimento del comune non possono andare da nessuna parte. Parlaci dell'ultima tua fatica al Crypto Friuli. Crypto Friuli, o Crypto Friul, par Furlan, è un libro complesso di racconti che parla di cripto, quindi misteri del Friuli, che parla di meraviglia, quindi meraviglia delle cose dimenticate, meraviglia delle cose sconosciute, meraviglia degli animali misteriosi e mette insieme tutto. Insomma, da leggere. È una grande soddisfazione stasera che la tua comunità ti celebra praticamente. Sì, dicono sempre Nemo profeta in patria, ma qua è sempre falso perché anche sul secondo San Simone avevano dato un riconoscimento e sul quarto hanno raddoppiato e no, mi fa molto piacere essere riconosciuto in comunità, insomma. Noi siamo in chiusura ma ritorneremo in diretta a partire dalle 15:45 per un nuovo speciale del Giro d'Italia. Lì saremo al traguardo, seguiremo naturalmente la tappa dal santuario di Castelmonte. Grazie per l'attenzione e buona giornata con Telefriuli.